La Metro-Goldwyn-Mayer presenta un film più vero di un fatto di cronaca, più avvincente di un romanzo, I colpevoli. No, non l'ha fatto per me. L'hanno fatto così, senza crederci. È questo appunto che mi fa spavento. Capire all'improvviso che non avete ideali. I giovani di oggi, vedi, non sono più come eravamo noi che... Dai, che i giovani sono sempre giovani, come i guai sono sempre guai. Chi sono i colpevoli? I giovani che hanno imparato i gesti della violenza o i genitori, la scuola, la società, noi che abbiamo reso possibile tutto questo? Voglio che Maurizio venga all'apparecchio! Maurizio! Maurizio! Ti sei mai domandato se questo colpevole debba essere punito o piuttosto debba essere recuperato? Come dire, salvato? Io non sono un apostolo. Se potessi una sola innovazione porterei al codice. Quando si condanna un imputato, si dovrebbe anche condannare l'avvocato che l'ha difeso. In questo caso io sarei all'ergastolo 4 volte. Vivo, umano, sincero, questo film è forse la più inquietante pagina di vita del nostro tempo. Un appassionato grido d'allarme. Ma non hai ancora capito che siamo noi i maggiori colpevoli? Noi che gli abbiamo dato la vita, che l'abbiamo fatto così! Noi non abbiamo saputo conoscerlo, cambiarlo, correggerlo, capirlo! Noi siamo stati! Noi siamo i colpevoli! Li conosciamo veramente i nostri figli. Li sappiamo capire, guidare, educare. 2 mondi diversi sono di fronte. Lo sviscerato amore di una madre, l'inflessibile severità di un padre. E tu che cosa hai fatto perché tuo figlio fosse migliore? Non gli hai mai parlato come ad un amico, mai. Hai sempre preteso solo che ti obbedisse e mai le hai insegnato che il bene non è un articolo della legge, ma un sentimento. Valerio, so che è inutile, ma desidero ricordarti che nessuna legge ti costringe a tanto. Lo so, Maurizio è già pronto. Per la prima volta nella sua vita, un giudice è chiamato a rendere conto a quella giustizia che per tanti anni ha amministrato. Ma dimmi almeno che c'erano delle donne con voi e che proprio per loro... Sì, c'erano delle donne. No, hai afferrato al volo, donne non ce n'erano. Eravate voi 2 soli, chissà dove e in chissà quale pasticcio. Ma quella rivoltella deve servirvi per spaventare qualcuno. Per sparare su qualcuno! Nel crollo di tutte le speranze, nell'affannoso conflitto di affetti e di doveri, domina la luminosa figura della madre, insuperabilmente scolpita nel suo dolore dalla emozionante, indimenticabile interpretazione di Isa Miranda, cui fanno corona un nuovo Vittorio De Sica, un sorprendente Carlo Ninchi, Sandro Ninchi, Enrico Livieri, Ec Cachorot, la nuova stella di Hollywood. No! Dammi il telefono! Non sei un mostro! Chi sono i colpevoli? Ecco un film che susciterà certamente un acceso fervore di discussioni e che appassionerà il pubblico di tutto il mondo. Diretto da Turi Basile, prodotto dalla Colosseum Film Roma Italia Film, distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer, prossimamente su questo schermo.